Tu non eri arrivato ancora, ma Alessandro spera che il calciomercato non muoia mai, perché almeno finché non vada in pensione lui. Quindi no, ma perché dentro, come dicevo prima, nel calciomercato c'è la notizia che... Però ci sono anche Ale, le, secondo te le nella tua storie. narrazione è più importante la notizia o il sogno? Cioè, secondo te la gente guarda la trasmissione di calciomercato perché dice vediamo chi abbiamo preso oggi, noi dell'Inter, della Juventus, del Milan o della Roma, oppure per capire se tutto quello che è stato raccolto durante la giornata quale è vero e quale no? Ma il calciomercato funziona perché quando il tifoso ascolta il programma, lo vede e sente che c'è una notizia nuova che riguarda la sua squadra, immagina che questa notizia gli possa cambiare la vita, la sua vita personale, cioè non solo la vita della sua squadra, ma conseguentemente anche la sua vita personale, perché se arriva il calciatore X di cui non si sa assolutamente niente, ma per una, non lo so, per una spiegazione che può essere astrale, non so che cosa, diventa oppure perché ha appunto delle capacità, c'è stato un talent che è riuscito a scoprirlo, questo arriva nella sua squadra e fa il fenomeno, magari cambia la dimensione della sua squadra, questa squadra comincia a vincere e cambia anche la sua vita, perché la nostra vita, la vita del tifoso, più che la nostra, dipende anche dalle sorti della propria squadra, se è più contenti, se è più felici. E quindi io sono sempre molto contento quando per esempio un protagonista non propriamente conosciuto, perché è ovvio che se parliamo di nomi noti è facile, arriva nel nostro campionato e fa la differenza. E il primo nome che mi viene in mente quest'anno certamente è quello del georgiano Kvaratskhelia del Napoli. Bravo, l'hai detto bene. Non avrei mai scommesso. Perché ho capito che lo devo dividere in due. Capito? Kvara-Skhelia, allora lo riesco a dire. Bravo.